dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia, in diretta su Antena 3 la protesta delle toghe che se ne vanno in aperto dissenso con la riforma del governo Meloni. Magistrati fuori dall'aula anche a Napoli mentre parla il ministro Nordio. Sapevamo ma non condividiamo nessuna privazione dell'autonomia, la replica del sottosegretario della giustizia Ostellari. La segretaria del PD Schlein a Sant'Orso, al presidio per una sanità diversa, così non va, dice con queste liste d'attesa si regala tutto ai privati. Terzo mandato e candidato presidente, scatta la mobilitazione della Lega che da oggi ha avviato la sua raccolta firme, già arrivata a quota 10.000, Fratelli d'Italia avvisa no alle corse in solitaria. Padova, ennesimo infortunio mortale sul lavoro, un commerciante di 57 anni, Mauro Stocco, ha perso la vita schiacciato dal muletto nel piazzale della sua azienda. Rogo in una palazzina con 12 appartamenti, paura nella notte a Serego, 12enne si ferisce fuggendo dalla finestra, le famiglie evacuate accolte in parrocchia. Lutto nella pallacanestro, morto a 73 anni, Drazen Dalipagic aveva fatto sognare i tifosi della Reyer con i 70 punti segnati 38 anni fa esatti alla Virtus, aveva giocato anche a Verona e Udine. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito cominciamo con le notizie in apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli, l'inaugurazione dell'anno giudiziario che abbiamo seguito in diretta con una lunga diretta a partire dalle 9:45 di questa mattina, e a Venezia dunque l'inaugurazione per quest'anno ha visto una contestazione al sottosegretario Andrea Ostellari e alla riforma della magistratura. Quando l'esponente del governo ha preso la parola, infatti i magistrati sono usciti dall'aula in segno di protesta. Vediamo. Sottosegretario Ostellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in due del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. La riforma della giustizia che il governo Meloni sta conducendo con un'amplissima maggioranza, ha commentato Ostellari difendendo la riforma punto per punto, è frutto di una volontà politica sostenuta da un'altrettanto ampia volontà popolare. Ma una riforma di questa portata, ha osservato il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, dovrebbe essere condivisa. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. Poco prima un'accoglienza che difficilmente si vede in questi contesti aveva sottolineato l'intervento del presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio, che aveva chiuso citando una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio sulla Costituzione. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. Ancora una volta l'apertura dell'anno giudiziario 2025 è stata contrassegnata dalla denuncia di carenze di organico a cui pongono rimedio solamente gli sforzi e la buona volontà di chi lavora nei tribunali. Ma la giustizia veneta dovrebbe rinforzarsi anche di fronte al radicamento della grande criminalità organizzata in tutta la regione. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Una giustizia che tarda non è giustizia, ha concluso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Tommaso Bortoluzzi, ricordando le pendenze dell'istituzione che oggi è in maggiore difficoltà, il giudice di pace. A Venezia un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027. Magistrati fuori dall'aula anche a Napoli mentre parlava il ministro Nordio. Sapevamo ma non condividiamo, chiarisce il sottosegretario Ostellari. Questa riforma garantisce l'autonomia dei magistrati. Quello che ci siamo chiesti anche oggi è se
la manifestazione è rivolta più al tema della separazione delle carriere, che non mina l'autonomia di nessuno, o se invece è una manifestazione che cerca di ostacolare la riforma del prossimo CSM. Era preparato a quello che sarebbe potuto accadere il sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari. L'uscita dei magistrati dall'aula l'aveva prevista e così il loro rientro una volta finita la sua relazione. Una manifestazione di protesta silenziosa, fotocopia di quella avvenuta a Napoli nelle stesse ore, mentre a parlare era il ministro Carlo Nordio. È una libera manifestazione del pensiero che però non condividiamo, chiarisce Ostellari, cui preme anche sottolineare. Se questo è il punto, quindi il tema del sorteggio, l'avversione a questa nuova modalità, allora noi dobbiamo essere chiari, lo intendiamo perseguire questo e proseguire in questa strada, perché il sorteggio andrà ad eliminare soprattutto la degenerazione del sistema delle correnti, che troppi episodi negativi abbiamo visto in tutti questi anni. Risponde Ostellari rilanciando sulle graduatorie regionali per assumere personale, citate con orgoglio oggi a margine anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Noi siamo di fatto l'unica regione d'Italia che ha chiuso una convenzione e dà modo al Ministero, quindi dà modo alla magistratura di fare lo scorrimento delle nostre graduatorie e poi i distacchi che facciamo dei dipendenti della regione. Noi crediamo che l'efficienza della magistratura sia un fatto di civiltà e sia un fatto anche di competitività del territorio. Autonomia differenziata come antidoto alla carenza cronica divenuta emergenza dei giudici di pace. Sullo stato di salute della giustizia italiana oggi è intervenuto anche l'ex ministro della giustizia Piero Fassino, eletto alla Camera in Veneto per il Partito Democratico, contrario da sempre alla separazione delle carriere. Questa mattina è stata denunciata una situazione di carenza di organici, sia di magistrati sia di personale amministrativo, in tutti i tribunali del Veneto, che ovviamente è la questione fondamentale, perché quando la giustizia è troppo lenta non è più giustizia. La segretaria del PD Elly Schlein a Sant'Orso al presidio per una sanità diversa, così non va, dice con queste liste d'attesa si regala tutto ai privati. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, costituzionale, e noi ci battiamo anche nel nome di donne straordinarie come Tina Anselmi, che volevano una sanità che curasse chi da solo non ce la fa, come dice la nostra Costituzione. Approda all'ospedale di Sant'Orso la campagna del Partito Democratico per una sanità diversa. A una manciata di chilometri da dove Tina Anselmi, madre della sanità per tutti, è vissuta, ha studiato e si è formata. Noi difendiamo la sanità pubblica, universalistica, dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti la destra che governa. Continuano a mentire e dire di aver fatto il più grande investimento sulla sanità pubblica nella storia. Sanità per tutti vuol dire anche possibilità di cura per tutti, possibilità di accedere a visite ed esami senza dover aspettare anni per una prestazione. In ballo, infatti, c'è anche l'enorme buco nero delle liste d'attesa. Lo sanno che ci sono i reparti che si svuotano, mancano gli infermieri e i medici, e quello che accade è che le liste d'attesa si allungano all'infinito. Non è possibile aspettare un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia, vuol dire uccidere la prevenzione in Italia. Una situazione che, come hanno già sottolineato molte altre voci, rischia di andare a ingigantire il settore privato per una regola che una volta era l'eccezione ma che potrebbe diventare una drammatica normalità. Chi ha i soldi da solo va dal privato e salta l'attesa, e chi però non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Sono 4 milioni e mezzo di italiani in queste situazioni. Noi con le altre opposizioni abbiamo proposto 5 miliardi e mezzo in più sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano e per riuscire ad abbattere davvero la lista d'attesa. Ancora la politica, parliamo di terzo mandato e candidato presidente alle regionali. Scatta la mobilitazione della Lega, che da oggi ha avviato la sua raccolta firme, già arrivata a quota 10.000. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei Veneti. Veneto e Veneti, che è il nome di questa
raccolta firme significa proprio questo, che il Veneto appartiene ai veneti e noi vogliamo ascoltare la loro voce. Torna in piazza e lo fa tra le bandiere con il Leone di San Marco, la Lega, Pardon Liga Veneta. Il Veneto ai veneti, lo slogan ha scelto per 3 settimane di mobilitazione. La petizione è chiara, in primis si chiede lo sblocco del terzo mandato in sua assenza, che il candidato governatore sia della Lega. A fine mattinata le firme raccolte in tutto il Veneto sono circa 10.000, con Stefani che ha lanciato la campagna d'inverno da Noale. Saremmo in grado idealmente di fare 7-8 liste soltanto con gli amministratori che abbiamo, senza contare i consiglieri uscenti. Sinceramente pensiamo che questo debba essere assolutamente valorizzato nel tavolo del centrodestra. Ma questa raccolta di firme è una prova di forza alla fine o no? Ma guardi, nessuna prova di forza, perché noi oggi abbiamo avuto grande successo, ma in realtà ce lo aspettavamo, nel senso che la Lega è abituata anche a stare in mezzo alla gente, a stare nelle strade, nelle piazze del Veneto. E nella piazza di Treviso, allo stand di Marco Manzoni, c'è anche Mario Conte, reduce da una settimana di accerchiamento politico dopo le polemiche sulla sicurezza in città e le frasi di Nordio. Proprio Conte, dato tra i papabili successori di Zaia e possibile animatore di una lista di soli amministratori, per lo più sindaci. Certamente il patrimonio di amministratori della Lega ci porta a pensare anche a una lista di amministratori, poi ripeto, chi saranno gli interpreti, i rappresentanti, lo vedremo con grande serenità. Oggi siamo concentrati a lavorare quotidianamente per il bene delle nostre comunità. Amministratori anche civici, non solo della Lega. Sì, amministratori che condividono degli ideali e soprattutto che condividono che il modello Zaia sia un modello virtuoso e che deve avere continuità. E c'è già chi davanti allo stand della Lega fa il tifo apertamente per Conte alla guida della regione. Sì, lo vorrei. Per me lavora bene, a prescindere da destra a sinistra non mi importa. Per lei? Per me va benissimo. Beh, sì, è eccezionale e va bene come presidente della regione. L'altro fronte, quello degli alleati, non credo alle corse in solitaria, dice il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo. Dobbiamo occuparci dei problemi dei veneti e non di un Veneto in particolare. Io credo che la squadra di centrodestra sia imprescindibile, quindi non credo molto a ricostruzioni circa corse in solitaria, perché insomma governiamo benissimo il governo, non avrebbe senso dividersi poi sul territorio. Non crede alle corse in solitaria Luca De Carlo e lo ribadisce nel giorno in cui la Lega mobilita militanti e non su terzo mandato e candidato leghista per le regionali. La linea resta quella di tenere insieme l'alleanza, anche se non manca una stilettata. Credo che a tempo debito, mi sembra prestino, possiamo anche definire chi sarà a guidare questa squadra. Intanto concentriamoci però sui problemi dei tanti veneti, non di quelli di un Veneto solo, e prepariamo un programma che sappia affrontare le tante questioni che verranno avanti e che sono impellenti da risolvere. Quindi credo con la stessa pragmaticità e capacità di stare assieme che dimostriamo al governo possiamo farlo tranquillamente anche in regione. Quanto tranquillamente è tutto da vedere, ma la partita a scacchi all'interno del centrodestra sembra soltanto all'inizio e sullo scacchiere c'è anche la madre di tutte le battaglie, almeno in Veneto. Sull'autonomia ci sono due cose certe. Il primo è che solo grazie a Giorgia Meloni oggi si discute di autonomia, perché prima i nostri alleati tutti erano stati al governo e mai uno straccio di provvedimento era stato approvato. Secondo, che esiste una parte politica che vuole l'autonomia e una parte che osteggia l'autonomia. Quella parte che la vuole è la destra, a Roma come in Veneto, e quella parte che non la vuole è la sinistra. Nel frattempo anche Fratelli d'Italia scende in piazza con una sua raccolta firme. Sul tavolo l'inasprimento delle pene per reati come resistenza e oltraggio pubblico ufficiale e la creazione del reato di rivolta in carcere. La corsa per le regionali passa anche attraverso gli stand e i mercati del Veneto. E mentre a destra si litiga per le candidature, il centro-sinistra sta preparando un programma di alternativa politica a Venezia e in Veneto, così il segretario Dem Andrea Martella. Vedo che gli altri continuano a litigare, a parlare di poteri e di posti. Addirittura noi raccogliamo le firme in difesa dei cittadini per la sanità, qualcuno raccoglie le firme in difesa della Lega per il proprio posto. Insomma, sono due modi di fare completamente diversi. È tagliente il giudizio del senatore Andrea Martella sulla lotta interna al centrodestra veneto per la scelta del successore di Luca Zaia a Palazzo Balbi. Nel braccio di ferro con Fratelli d'Italia e Forza Italia, la Lega ha promosso una raccolta firme perché il prossimo candidato alla presidenza regionale rimanga al Carroccio. Il segretario del Partito Democratico Veneto, invece, ha incontrato
la segretaria nazionale Elie Schlein, impegnata in una 2 giorni veneta che l'ha portata da Belluno ad Eraclea, accanto agli operai di Porto Marghera e al presidio contro tagli e privatizzazione della sanità pubblica all'ospedale di Sant'Orso, partendo da un affollato incontro al centro Candiani di Mestre. Vogliamo stare sui temi concreti: sanità, lavoro, costo della vita, necessità di dare risposte ai cittadini e contemporaneamente costruire una nostra alternativa credibile al governo della regione. Le prossime elezioni comunali di Venezia e regionali del Veneto rappresentano altrettanti obiettivi per i quali, dice Martella, si lavora sia come partito che come coalizione, sulla base dei contenuti. Stiamo elaborando un programma sia a livello di Venezia che a livello regionale. Abbiamo un tavolo di forze politiche e civiche che sono riunite intorno ad una visione comune. Innanzitutto stare dalla stessa parte e indicare quale può essere il futuro del Veneto e di Venezia, diverso da quello che è stato fino a qui. E stiamo naturalmente discutendo anche dei profili delle candidature, ma insomma c'è un po' di tempo e ci stiamo prendendo il tempo necessario per fare la scelta giusta. La cronaca ora, tragedia sul lavoro nel quartiere padovano di Ponte di Brenta. Un commerciante di 57 anni ha perso la vita mentre era nella sede della sua azienda. Dramma sul lavoro a Padova, dove il 57enne Mauro Stocco, titolare di un'attività di ortofrutta di Ponte di Brenta, è morto mentre si trovava nel piazzale della sede legale della sua azienda. Secondo una prima ricostruzione, era salito a bordo del muletto per eseguire alcune operazioni prima di tornare a casa a fine giornata, quando improvvisamente il mezzo si è rovesciato e ha schiacciato l'uomo. A chiamare i soccorsi il figlio, ma quando sono arrivati sul posto, i sanitari del SUEM non hanno potuto far nulla perché Stocco era morto sul colpo. Presenti anche i tecnici dello Spisal e una volante della polizia per i rilievi e ricostruire l'accaduto. Mauro Stocco e la sua famiglia sono molto conosciuti per la loro umanità e gentilezza a Ponte di Brenta, dove il loro negozio, che gestivano da 30 anni, è anche un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità e richiama clienti anche dai quartieri vicini. Il giorno dopo il rogo del condominio a Sarego, i residenti dei 12 appartamenti evacuati hanno trovato una prima sistemazione grazie anche al Comune. Ora servono con urgenza imprese edili disponibili per il ripristino. Dopo gli esami medici ed essere stata tenuta in osservazione tutta la notte, è stata dimessa dall'ospedale questa mattina la bimba, la più piccola dei 9 intossicati dal fumo dell'incendio del condominio a Meledo di Sarego. A lei e ai suoi genitori l'amministrazione comunale ha proposto i locali del centro parrocchiale San Maurizio, dove trovare una sistemazione di fortuna grazie all'immediata mobilitazione della protezione civile locale. E siamo stati qua con l'assessore alla sicurezza, il Federico Negro, fino alle 10:30 ieri sera, perché così abbiamo cercato insieme con protezione civile e parrocchia di dare una sistemazione, una collocazione a quelli che non avevano una rete di amicizia o di parenti per poter trovare rifugio per questi giorni, per queste notti. In tempo zero abbiamo attivato il gruppo di protezione civile, il quale ci ha fornito delle brandine per la notte e li abbiamo messi praticamente in un edificio parrocchiale grazie anche alla collaborazione del parroco. Ad innescare il rogo molto probabilmente un cortocircuito di un quadro elettrico. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito circoscritto le fiamme e salvato direttamente dai poggioli i residenti e i loro ospiti intrappolati dal fumo. È solo nei momenti di necessità e di emergenza come queste che si vedono e si capisce se effettivamente un appartamento è tenuto a regola secondo il regolamento di edilizia urbana o se invece poi ci sono ospitalità non dichiarate e che in questi casi potrebbero veramente creare serie difficoltà, perché ci è andata bene, ma se fosse andata male quanti sarebbero stati dentro? Oltre agli intossicati, una ragazzina si è ferita ad un piede cercando di fuggire. Ora è il momento di guardare avanti. Il punto è che ovviamente è una palazzina privata con 12 appartamenti tutti privati. Il comune può arrivare fino ad un certo punto e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo soltanto per spirito civico, per spirito di umanità sostanzialmente. Adesso dobbiamo cercare di aiutare questi residenti a trovare delle aziende in modo tale che in tempi celeri possano ripristinare l'impianto elettrico affinché loro possano rientrare nelle loro abitazioni, insomma nelle loro case. Sentiamo proprio la voce dei residenti.
io sento fumo qua, c'è dentro. Quando apri questa vai dentro c'è fumo tanto a casa, non posso salire sotto, io ho aperto qua. Ho iniziato a urlare a tutti di uscire in balcone, che non potevano uscire, che all'inizio sono usciti che mi credevano pazza, poi ho indicato che stava andando tutto a fumo e che non potevano uscire. Loro sono stati in balcone e ho detto state calmi, che io ho chiamato i vigili, ho chiamato la polizia e i vigili poi hanno chiamato anche l'ambulanza. Sono arrivati sono arrivati tutti mentre ero in chiamata sempre con i vigili, sono arrivati da Luningo e da Vicenza, hanno cercato di spegnere però non sono riusciti subito e hanno chiamato un altro furgoncino. Perché ho bruciato i contatori corto e bruciato i contatori e dopo è arrivato il vigile del fuoco che noi resta sempre al balcone, dopo non l'hai visto cosa succede qua. Tanta paura? Perché io c'ero 2 bambini piccoli, è uscito fumo, tanto fumo che c'era questa roba dentro e bruciato, è uscito tanto fumo. Tu sei la sorella della ragazzina ferita, ecco, cos'è successo? Com'è successo che sei ferita tua sorella? E allora, siccome c'era troppo fuoco sulle scale, non poteva scendere dalle scale, allora c'era una scala dietro messa da tanto tempo. Lei stava scendendo e siccome ha piovuto ieri è scivolata giù dalle scale, però non è che si è buttata. Come sta adesso? Adesso ha una ferita grave dietro. È ricoverata all'ospedale per un paio di giorni. Adesso non c'è cosa fai, non c'è a casa, non si trova a casa per dormire. Certo. Sì, loro hanno detto non posso entrare dentro. Adesso è occupato. Certo. Sì. Grosso problema veramente. Sì, grosso problema per noi. Ecco, tanti problemi. Sono proseguite anche nella giornata di oggi le attività di spegnimento e bonifica per l'incendio divampato ieri pomeriggio all'interno di un'azienda di lavorazione e confezionamento dei prodotti ittici ad Ariano Polesine. All'arrivo delle squadre l'incendio aveva già interessato gran parte del capannone con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco da 8 distaccamenti di Veneto ed Emilia Romagna con 15 mezzi e 35 operatori hanno dovuto lavorare a lungo per domare l'incendio nell'azienda di oltre 10.000 metri quadrati subito evacuata. Le squadre sono riuscite a salvare la parte amministrativa e uno dei magazzini dei prodotti finiti. Tutta la parte produttiva per una superficie di circa 7.000 metri quadri è stata coinvolta invece dal rogo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Cambiamo argomento. Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto, ribadisce la contrarietà del sindacato alla legge sull'autonomia differenziata e annuncia l'impegno su 5 referendum per combattere precarietà e ingiustizie lavorative. Noi siamo rispettosi della sentenza, chiaramente aspettiamo di vedere le motivazioni. Questo non cambia comunque il nostro giudizio negativo rispetto a questa riforma. Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto, ha ribadito la contrarietà del sindacato alla legge sull'autonomia differenziata, definendola dannosa per il territorio e capace di accentuare le disuguaglianze. Noi vediamo già una difficoltà grande anche nel nostro territorio, per esempio sulla sanità. E già su questi argomenti la Regione ha grande autonomia, quindi non pensiamo che delle modifiche possano portare a dei cambiamenti positivi per le persone che rappresentiamo. Chiediamo alla Regione un impegno sulle materie dove già possono intervenire e di concentrarsi appunto su temi importanti. Poi non possiamo pensare che le politiche industriali possano essere delegate al territorio regionale, così come il tema dell'energia. In attesa delle motivazioni della consulta sull'inammissibilità del referendum per l'abrogazione della legge, la Basso critica la narrazione ottimistica del presidente Zaia, sottolineando l'aumento della cassa integrazione, la chiusura delle aziende e le difficoltà nella sanità pubblica. In questo contesto la CGIL Veneto si sta impegnando nel frattempo su 4 referendum sul lavoro e uno sulla cittadinanza per combattere la precarietà e le ingiustizie lavorative. Abbiamo raccolto 4 milioni di firme sui referendum per il lavoro
I referendum che vogliono cambiare delle leggi sbagliate, inique, che riguardano il tema dei licenziamenti, il tema della salute e sicurezza negli appalti, dove purtroppo è il posto che anche qui nella nostra regione accadono maggiormente infortuni mortali e gravi, così come pensiamo sia assolutamente necessario eliminare la precarietà. L'altro referendum è quello sulla cittadinanza. Porteremo avanti questi 5 sì, e invitando le persone a modificare con il loro voto queste leggi sbagliate. Questa mattina, poco dopo le 11:30, un gruppo di attivisti dei centri sociali del nord-est provenienti da Venezia, Padova e Vicenza ha esposto uno striscione con la scritta Kurdistan libero sulla balconata della Basilica di San Marco a Venezia. L'azione è volta a richiamare l'attenzione sulla situazione in Siria, ha coinvolto circa 20 persone. Gli attivisti hanno spiegato che il flash mob è stato organizzato per sensibilizzare sull'attuale situazione di tensione nella regione del Rojava. Tuttavia, l'intervento rapido delle forze dell'ordine ha portato alla rimozione dello striscione. I partecipanti saranno denunciati per manifestazione non autorizzata. E ora lo sport, un giorno triste perché è scomparso a 73 anni Drazen Dalipagic, considerato uno dei più grandi tiratori della storia del basket. Nato a Mostar, Dalipagic è morto a Belgrado dopo una lunga malattia. Icona del basket jugoslavo, negli anni 70 e 80 è membro della Hall of Fame e detiene ancora il record di punti segnati in una stagione di Serie A italiana, 1417, con la maglia della Reyer Venezia. In Italia ha giocato per 7 stagioni, lasciando ricordi indimenticabili come i 70 punti segnati contro il Bologna il 25 gennaio 1987, esattamente 38 anni fa. Drazen giocò 4 stagioni a Venezia in 2 periodi differenti, 2 a Udine e una a Verona. Con la Scagliera Basket nella stagione 88-89 stabilì l'incredibile record di 53 punti in una sola gara contro il Brescia. Si chiude così questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre le previsioni del tempo dopo la nostra sigla. Auguro a tutti una buona serata, arrivederci.